Ben tre giocatori dell'Akragas sono stati fermati per una giornata ciascuno. Si tratta di Alfonso Cipolla, Alessio Mannina e Rosario Licata, che salteranno la gara interna con l'Alba Alcamo. I giocatori biancazzurri erano in diffida e contro i baby della Cefaledium hanno ricevuto l'ennesimo e fatale cartellino giallo. Torna disponibile invece il difensore Stefano Procida che ha scontato il turno di stop. Intanto è stato il Gela del tecnico Alessio Catania ad aggiudicarsi la prima Coppa Carnevale triangolare che si è svolto giovedì pomeriggio al comunale di Palma di Montechiaro. Oltre il Gela che milita nel campionato di eccellenza Girone B, hanno partecipato la Gattopardo ed anche l'Acregas. Sugli spalti un pubblico abbastanza numeroso, richiamato dalla presenza di due storici blasoni come quello acragantino e giallonero gelese. La compagine dei Templi ha schierato una formazione imbottita di giovani promesse. La prima gara in programma, Acregas e Gattopardo, si è conclusa senza reti. La seconda, Gela Acregas, è stata vinta dalla prima per 1-0 con rete di Scerra, mentre la terza ed ultima gara in programma tra Gattopardo e Gela è stata vinta ancora da quest'ultimo per 3-1 con doppietta di Sou e rete di Scerra. Infine un'ultima notizia, sempre di eccellenza, che riguarda la gara Geraci-Pro Favara, programmata per sabato 22 febbraio alle ore 15. In accordo con la società, quindi tra le due società, e questa partita si disputerà invece domenica 23 febbraio sul campo Fasanò di Petralia Soprana.